Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo al Castello Nelson per la presentazione della 34esima edizione della Sagra dell'Oro Verde, la Sagra del Pistacchio. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le novità di quest'anno che ci aspetteranno in piazza a Bronte. Sono 34 anni di storia, 34 anni di un prodotto che ormai è un'eccellenza nel mondo, che ha oltrepassato i confini non solo di Bronte ma anche dello Stretto di Messina, e siamo qui per testimoniare che la regione siciliana ha il dovere di stare accanto a manifestazioni come queste, non solo quella del pistacchio di Bronte ma in generale la promozione di tutti i prodotti all'interno del territorio siciliano, e siamo anche qui per testimoniare il fatto che l'amministrazione retta dal sindaco, dal senatore Pino Firarello, ha senza ombra di dubbio fatto la storia del pistacchio di Bronte, e quindi siamo qui oggi anche per onorare quella storia. La Sagra del Pistacchio ormai è un evento internazionale che fa parte, diciamo, di una tradizione di Bronte. Siamo arrivati alla 34esima. Giorno 10, 11 e 12 c'è la prima giornata, il primo weekend, che sarà sicuramente pieno di turisti, di gente che viene anche da fuori, quindi la Sagra è un evento, diciamo, ormai storico, un evento che entra nella tradizione di Bronte 34 anni fa, quando ancora il pistacchio non era conosciuto nel mondo. Oggi il pistacchio è conosciuto nel mondo per essere quello di Bronte, perché ogni cittadino europeo, internazionale chiede il pistacchio, ma quando va nei locali dice ma è quello di Bronte. Quindi il nostro pistacchio ormai si conosce in tutto il mondo, e speriamo che anche quest'anno sarà, diciamo, un percorso che potrà guidare tutti i nostri produttori a fare sempre di meglio per dare valorizzazione a questo nostro prodotto. È una giornata attesa da molti, non poteva mancare nell'evento della Sagra la giornata dedicata alle scuole, che è giorno 17. Non solo è attesa dai nostri studenti, dai più piccoli ai più grandi, ma soprattutto dagli studenti della provincia di Catania, dato che hanno dato la conferma che più di 20 autobus invaderanno le nostre vie durante questa giornata. Sarà un momento sicuramente di allegria, di gioia, degusteranno il nostro gelato a pistacchio, e chi viene da fuori può visitare anche i nostri siti culturali, quali il Collegio Capizzi, la biblioteca, la Cappella dell'Immacolata, la Pinacoteca, la Chiesa di San Giovanni. E per finire potranno usufruire di questa splendida cornice del Castello Nelson per consumare il loro pranzo a sacco e nello stesso tempo visitare il museo multimediale. E poi nella stessa giornata dedicheremo anche un pomeriggio a centro anziani, frequentato da più di 200 anziani. Sarà un momento di convivialità e di folklore, perché anche loro possono partecipare a questo evento personalmente. Adibito il parco urbano a parcheggio dei disabili, perché avremo questa sagra, puntiamo sull'inclusività. Avremo 2 parcheggi, il parcheggio di Viale Catania, chi viene da Catania, mentre il parcheggio del mercato coperto chi viene da Messina. E avremo un punto di allattamento e di cambio pannolino per le giovani mamme che vengono, che gli facciamo trovare l'occorrente, dai pannolini all'omogenizzato, alle salviettine, tutto quello che serve, con il fasciatoio, che è a Piazza Spedalieri nella scuola elementare.